Le malghe sono sicuramente tra i simboli più turistici del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo, però sono state e sono tuttora molto di più. Sono il simbolo di quell'unione incredibile tra uomo, vegetazione e animali. Come puoi vedere, i boschi restano a margine, mentre i pascoli vengono mantenuti. Questo grazie alle regole e ai regolieri che la compongono. Sono loro che si occupano di mantenere intatto questo bellissimo paradiso naturale. È solo grazie a questa metodica cura dei pascoli che le bestie riescono ad avere cibo a sufficienza, ma anche che ci sia una biodiversità per far crescere dei fiori che possiamo trovare solo qui. Un esempio è la scarpetta della Madonna, che è una delle più belle orchidee che puoi trovare in natura. Fiori rari e bellissimi che meritano di godere anche le prossime generazioni. Dunque, non sognarti mai di raccoglierli, devono rimanere qui. E adesso ti voglio presentare l'esemplare più vecchio di cioccia, che nel dialetto locale vuol dire chioccia. Eccolo qui, ha ben 300 anni. Le ciocce sono piante più larghe che alte. Come potete vedere alle mie spalle, hanno una funzione protettiva. Le genti del posto hanno proprio imparato a convivere con queste ciocce, lasciandole crescere rigogliose, per dare proprio un rifugio al pascolo durante l'estate. Le mucche infatti vengono qui, si riparano dal sole e continuano a pascolare in santa pace. In inverno invece gli animali selvatici vengono sotto le ciocce perché si crea quasi un microclima molto più caldo e dunque restano appollaiati e si scaldano per bene. Come ci insegnano i locali, tutta la natura e ovviamente anche le ciocce devono essere rispettate. È anche grazie a loro che la montagna vive e grazie a loro se possiamo gustare dei buonissimi formaggi d'alta quota. Visita il Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo, escursioni mozzafiato, valli incantate, boschi e laghi magici, sport estivi e ovviamente invernali. Informati sul sito dolomitiparco.com. Bianchina, muoviamoci, dai! Dai, che te ne fai venire andati se no così!